people who need people. Ecco, proseguiamo con questa serata densa di impegni, perché come accennavo dobbiamo consegnare un service. Come avete visto, la sala è allietata da enormi uova di Pasqua verso la mia destra, uova di Pasqua all'esterno del salone e flag dell'AIL ovunque. È stata fatta una festa di carnevale al Bauer, organizzata, devo dire, al 99,9% da Luisa Semenzato e dalle sue socie e per uno 0,1 dal Club di Venezia, dal Rotary Club di Venezia, però le socie in Erwil hanno pensato di condividere con noi questo service. Io ringrazio Luisa Semenzato e le sue socie per il lavoro e la disponibilità. Questa sera daremo un service, una somma che non è irrilevante, mi pare 6.500 euro. So che è molto poco cristiano dire i denari, ma credo che invece sia importante non tanto per lustrare le medaglie, anche se il Presidente ne è ben munito, ma perché vi sfido. Sono 6.500, suona male. Abbiamo qui delle uova dell'AIL. Come sapete, l'AIL ha attivato la campagna annuale per le uova di Pasqua proprio l'altro weekend, lo scorso weekend, ma ne abbiamo ancora un po'. Allora, se noi questa sera riuscissimo a fine serata a far suonare 7.000 invece che 6.500, suonerebbe già un po' meglio. Se poi fosse anche qualcosina di più, non sarebbe male. Ecco quindi che vi invito, uscendo alla fine della serata, a pensare che veramente attivarsi per raccogliere fondi per la ricerca per una malattia che può diventare veramente, che è ancora, nonostante i progressi della ricerca, una malattia molto grave che colpisce indiscriminatamente dai bambini agli adulti agli anziani e che ha bisogno ancora di essere studiata e di veramente essere approfondita in modo da poter garantire una sopravvivenza sempre maggiore a chi la contrae. Ecco, se siamo convinti che la ricerca vada sostenuta, sosteniamo l'AIL con una donazione e acquistiamo le uova. Allora io chiamerei qui Luisa Semenzato e indovinate chi è il presidente dell'AIL di Venezia. I soci lo sanno, gli amici lo sanno, Giovanni Eliata di Montereale. Ecco, se le socie dell'Innerwi che sono presenti vengono qui, facciamo anche una bella foto di famiglia. Però anche l'AIL, venite tutti, che Renato, Stefano, Roberta, Bruna, Trasferiamo tutti e due qua. Il service frutto della generosità di quanti abbiamo partecipato alla festa promossa dall'Innerwi Club di Venezia in collaborazione con Rotary Club. Festa da me voluta con entusiasmo e determinazione per portare a termine il progetto di solidarietà che la ispirava e che ne ha motivato l'organizzazione. Sono orgogliosa di essere riuscita a raccogliere un importante contributo unitamente alle socie e con il valido aiuto e sostegno dei rotariani che hanno condiviso l'iniziativa per favorire la ricerca dell'Associazione Italiana per le leucemie, che ci auguriamo, se anche in piccola parte, possa essere utile a rafforzare le prospettive di cura e guarigione di molte persone che soffrono.
Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile con le loro donazioni per la lotteria. Inoltre voglio ringraziare particolarmente il Rotary, mettendo in evidenza che l'azione congiunta in molte occasioni può essere più incisiva e far conseguire risultati più efficaci per il raggiungimento di medesimi obiettivi delle nostre associazioni. Ma non è così grande come quella di la cassa del medio formato. Bene, dove è il tesoriere? No? Stefano, dietro di me. Questa è la tua responsabilità per vedere quindi. Volevo dire due parole a proposito dell'Innerville, ricordare che non è cosa nuova, perché già Luisa Semenzato aveva sotto la presidenza di Marisa Pavese, che ha avviato, e la ringrazio tanto, questa idea del gemellaggio con l'AI, già un'altra iniziativa di una sfilata di moda in cui sostanzialmente anche quella volta ci fu una pelliccia in dono. Questa volta è stata anche questa volta una pelliccia che tu hai donato, che ha fatto il fundraising in maniera abbastanza determinante. Il nostro socio non vuole essere menzionato, quindi non lo menzionerò, e quindi va bene, questo è molto importante per noi, ma la cosa molto importante per noi appunto sono le raccolte fondi. L'AI c'ha solo il 5 per 1000, anche il 5 per 1000 è importante, abbiamo i nostri moduli lì presenti, ma siamo reduci dalle 3 giorni che si è protratta la settimana scorsa e anche per qualche aspetto questa settimana, e la vendita delle uova è stata eccezionale. Io con i miei del gruppo, per esempio Roberta Nalon, che è la presidente del gruppo Riviera del Brenta, e Bruna, dove sei Bruna? Dietro le mie spalle, a Mestre, all'ospedale di Mestre, significa che ci sono stati migliaia di volontari nelle piazze che hanno fatto assolutamente questa raccolta. Vedo Giovanni Castellani che mi guarda con sguardo truce, perché sua moglie Lorenza è una delle tenutarie di uno dei punti vendita storici tra Santa Margherita e San Barnaba, e anche lei non c'è stasera, si sta riposando abbiamo preso molto vento, per fortuna non l'acqua quest'anno, quindi per dire sono molti, vedo anche altri soci che sono passati anche ai banchetti e altro, quindi ringrazio tutti assolutamente per questo, e con Luisa Semenzato e Marisa Pavese, che è incoming president tra l'altro dell'Innerville, giusto? Non si sa, se l'ho smentito. No, quindi questa collaborazione continua e tutta una serie di service nello spirito del nostro governatore, che si raccomanda la continuità, vero Alberto? Quindi qui abbiamo una bellissima squadra, perché per quanto riguarda il Rotary devo ricordare che Stefano Chioccone all'inizio, poi Fulvio Zezza dopo, e infine Diego Vianello hanno tutti dato un contributo all'AI in questi anni, quindi ha staccato assegni, a volte con mia sorpresa, poi adesso sarà in conflitto di interesse, quindi assolutamente devo retrocedere. Però volevo anche menzionare, e lo vedo qui al tavolo, Massimo Gasparon, perché è un amico carissimo, e sua mamma Gina, che era una grande, perché ai Gesuati nella parrocchia l'abbiamo festeggiata, direi in un certo senso, ad agosto scorso, che non ce l'ha fatta ed è stata curata proprio presso la nostra ematologia Mestre, dottor Vespignani, che non c'è stasera, e quindi anche in memoria di questa persona che io ho conosciuto, ma proprio di sguincio, diciamo così, deve essere una donna eccezionale. Abbiamo in cantiere delle iniziative, vedo che Massima lui non sai quanto ti costerà, perché qui vedi no, va bene, quindi il nostro impegno continua, perché diciamo finché anche l'ultimo non ce l'avrà fatta, noi continueremo a combattere, vero Pigi? Assolutamente, 80, 85, nulla ci spaventa, e nello spirito anche questo lo dico, che il governatore stasera non parla perché è in camion, però nel Triveneto e nel Veneto in particolare volevo ricordare le iniziative, perché c'è a Barella un camp su tutti i tipi di handicap, cioè fisici, psichici e di altro genere, c'è a Barella, c'è a Angarano, ci sono i parchi del Sorriso avviati provincia di Verona, le montagne del Trentino di cui siamo in attesa. Vediamo se riusciamo. Diamo una grandissima mano. Ho imparato bene tutto al SIPE, sì. Ho fatto anche io il corso per presidente.
Grazie. Direi mi si è seccata l'uva. Can't buy me love, can't buy me love. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. For I don't care too much for money can't buy me love. No!